dobbiamo fare entrare un uomo che manca da qualche settimana. Lui è stato, insomma, uno dei protagonisti dell'Unità d'Italia, insieme a Mazzini, a Garibaldi. Lui è Tore Canta! Al pubblico drogato, anche a casa, no, poco poco, come state? Bene, in casa tutto bene? Tutto bene Massimo, voi vita mia, se molta, si blocca da un giorno, cioè non è forte per Oddio, Tore! Non va! Bella figura, in diretta TV, In diretta TV. Radiolina che ci ascolta. Radiolina, ne è drogato, scemo tutto. No, non è drogato, è scemo, Matteo. Sei una cozzina, non è scemo, dai. Si dice una cozzina. C'è una segnalazione, Max, è sabato forse la partita, non domenica, ecco. Volevano segnalare questa cosa importante. È Sabato 20:45. Ma tu sei arrangiato un partito e tutto, non ne guardo mai partite, ci dico, senti. Allora, dimmi. Giuttore, come va? Lei Massimo, inizia il tutto tour bene, estivo tutto nelle bene. piazze. Stiamo iniziando il tour estivo nelle piazze, mi sono s'azzenda, tipo, breve, oddio. Come arriviamo nelle piazze? C'è breve, oddio, ma bettimi in un catraccio, l'altro giorno me ne ha mangiato, 4 vallo. Ma scusi, ma lei con chi è in piazza? Lei come cantatore, con chi va in piazza? No, vado cantatore con... chitarrista, chi è il chitarrista? Ma che chitarrista? C'è questo scirimbo, di una sono un bottiglione vino, poi non devo pagare, comprendi? Sonata, 5 ore, diventa canto, mi dico questo grande, ci va, si abbassa, non ci picchiere. Ah, fare serate così? Bello, ce bello, bello. Ser, luci, no, non le patinate 200, si comprende? E che cosa illumina la... Illumina, vabbè. Massimo, ero in Libia, ero. Quando? Ah, mi hanno chiamato il Ministero dell'Interno, mi ha chiamato Frattini. Mi ha chiamato quando andai a mediare con Gheddafi per fare la pace. Ah, perché sono bombardato, saputo. Da bravo, Gheddafi, ascoltava qua che dottore. E disesperato, c'era. Ne di punti capelli di bomba, sta pare. Frangere di pasta, non te fai su scemo, da una. Per ascoltare il dottore, e cosa gli ha detto Gheddafi? Da sare, ma ancora tu tenesi. Sa? L'Arem! Ah, le donne che di basta, deve fare una notte con un'altra, ma oh, ciao! Buonasera. Chi è? Manolo, la telefono. No, ma mi hai conosciuto. Bello! C'ha la mano ottunta, là! E dai! Bello! Allora... Bello pizzotto! Che bello fai, sono scimpetto! Libero professionista. Lui era attore porno, C'era la carta IVA! No, io c'ho solo IVA e parte bella, sempre. Bella. Vieni qui, Giotto, lascia stare questo ragazzo. Cosa c'è? No, non fare girare. Mettiti No, ti copro le spalle. No, vuole in casino, che ti scappa. No, Giotto, a mannoso. Di bessi pure io con te voi. Vabbè, vieni Bob, vieni Bob. Vai poco più in là. Vabbè, Giotto, poi con la storia di Gheddafi, magari la continuiamo la settimana prossima perché volevo salutare anche Bob. Grazie a Dio. Ha fatto delle cose. Arriva con gli scanesi. Se arriva con gli scanesi. Chi vuole arrivare con gli scanesi senza due sta fatto una bella figura. Va bene, vieni. Facciamo entrare anche il tuo Cosso e Zara. È qui, Gianni Dettori, vieni. Facciamo entrare Francesca. Facciamo incantare anche la ditta, venite, la premiata, vieni Aspiro, venite anche là. Eccoli qua. Allora, vieni Massimo, vieni. Entrate in tutti, vieni. Allora, vieni Francesco. Allora, ricordiamo, dove sei? Ricordiamo l'appuntamento sabato alle 19. Tutti in piazza Garibaldi vestiti da zombie per questa processione sfilata bellissima che ci sarà per le strade di Cagliari. E poi lo faremo vedere il 23 lunedì, perché lunedì 16 non andiamo in onda perché ci sarà lo spoglio elettorale, si saprà chi ha vinto, chi sarà il nuovo sindaco di Cagliari e di tanti comuni della Sardegna, e noi saremo di nuovo qui lunedì 23 per la penultima puntata di Laporano Costo. Vi ricordo che la replica è all'1 e domani mattina alle 10:30. Grazie a tutti, è stata una bella serata, non ho più voce. Ringrazio Matteo Bruni, Radiolina, Maestro Piani. Grazie a tutti.